Ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi parliamo di politica ed energia, due temi piuttosto vasti e su cui ci sono anche molte cose da dire. Abbiamo invitato con noi il professor Arturo Lorenzoni, che è anche capogruppo delle opposizioni in Consiglio regionale del Veneto, oltre ad essere professore di energia ed economia all'Università di Padova, quindi possiamo magari anche approfittarne per alcune valutazioni sulla situazione attuale che sicuramente continua a preoccupare un po' tutti. Ma cominciamo, professore, dai termini della politica e dal problema della sanità. Abbiamo visto, sono mesi che parliamo delle emergenze in ambito sanitario e non si trova una soluzione. Dalla voce delle opposizioni si sono levate parecchie critiche alla gestione regionale, soprattutto per quanto riguarda questi medici a gettone che vengono utilizzati e le cooperative che vengono chiamate a gestire alcuni servizi degli ospedali e dei pronto soccorso. Cosa si poteva fare di diverso e qual è il bilancio di questa iniziativa? La critica che noi abbiamo fatto nasce dalla constatazione che il problema non nasce oggi, il problema nasce molto indietro nel tempo, quando su scala regionale, perché le competenze che interessano a noi sono quelle su scala regionale, sia mancata la programmazione. Allora è vero che oggi, diciamo così, la situazione per certi versi è veramente irrecuperabile, penso anche ai medici di base. Quanti cittadini del Veneto oggi non hanno l'assistenza di base e la devono pagare proprio per le prestazioni più elementari, e questo secondo me è gravissimo. Però ecco, la critica che abbiamo fatto noi è proprio quella di questa mancanza di programmazione che ha portato appunto ad una situazione in cui la sanità pubblica sta soffrendo tantissimo. Abbiamo persone che lavorano malvolentieri nella sanità, penso che sia successo a molti di noi di constatare come il personale nelle strutture lavori malvolentieri, quando può se ne va. Abbiamo visto quanti sono medici, infermieri e personale ospedaliero che ha lasciato il proprio contratto a tempo indeterminato per andare a fare altri lavori, forse nel privato, forse a fare altre cose. Questo è un segnale pessimo. E quello che abbiamo constatato recentemente è anche che appunto la funzione di controllo che spetta proprio alla politica regionale secondo noi è lacunosa. In che senso? E in che ambito? No, ecco, faceva riferimento ai medici a gettone, no? Al fatto che non essendo in grado di coprire i diversi turni nelle strutture ospedaliere con personale strutturato, si ricorre alle cooperative esterne. Questa ormai è una tendenza e sappiamo che conviene più lavorare per una cooperativa esterna che non si crea una concorrenza, diciamo. È una concorrenza in qualche maniera asimmetrica, nel senso che un medico strutturato ha un ottimo stipendio, ma se fa 4-5 notti al mese con turni da 12 ore, prende di più, lavora molto di meno, e quindi è comprensibile che i ragazzi guardino in maniera disincantata a lavorare per una cooperativa piuttosto che a lavorare per una struttura. E come si potrebbe intervenire? No, quello Possiamo che abbiamo fare senza? In questo momento pare che non si possa fare senza. Pare che non si possa fare senza, ma io credo che rendere attrattivo un lavoro si possa, nel senso che si può remunerare in modo diverso, si possono creare delle condizioni di lavoro più gratificanti, non è solo il denaro, c'è anche una serie di relazioni, una serie di gratificazioni relazionali che io credo siano importanti. Però ecco, torno sul tema della mancata vigilanza da parte della politica regionale, perché abbiamo verificato che non c'è nessun controllo sulle competenze del personale a gettone che fa i turni prevalentemente in pronto soccorso. Allora, c'è una serie di requisiti che sono messi dalla norma, c'è una delibera della Giunta regionale del dicembre scorso che identifica quelle che sono le caratteristiche del personale che deve, ma chi verifica che chi poi è realmente presente abbia quelle caratteristiche? Qui ci sono appunto delle segnalazioni che sono arrivate e che non ci fanno pensare che sia tutto così sotto controllo, e capisce che è uno dei servizi, diciamo così, più cruciali per il benessere dei cittadini. Quindi viene delegato, diciamo, alle diverse amministrazioni degli ospedali? Sì, è curioso perché un'azienda ospedaliera è quella che, diciamo così, deve fornire il servizio ma anche controllare
E allora se io controllo me stesso è chiaro che sono indulgente. Quindi credo che invece la politica debba tenere questo ruolo di controllo e debba tenerlo in maniera ferrea. Anche perché il tema è piuttosto delicato e il pronto soccorso, diciamo, si sono dedicati alle emergenze, quindi è ovvio che lì deve esserci una persona, devono esserci persone assolutamente pronte e preparate a gestire questi ambiti. Questo è un tema importante. Le soluzioni... Ma torno a dire, le soluzioni ci possono essere andando a remunerare in modo adeguato il personale che viene. Uno sa che se fa una carriera in quel tipo di medicina, innanzitutto l'azienda lo copre dal punto di vista assicurativo, perché oggi molti medici hanno anche la necessità di coprirsi dal punto di vista assicurativo ed è un onere importante e l'azienda deve aiutarli e sostenerli sempre e comunque sapendo che ha personale qualificato. E in secondo luogo appunto creare degli ambienti di lavoro, dei turni, delle modalità lavorative che possono essere attraenti per dei giovani capaci, dei giovani che... Cioè, per me è veramente incomprensibile questa cosa. Spendiamo centinaia di migliaia di euro per formare del personale che ha dei livelli di preparazione, direi di eccellenza a livello mondiale, e poi queste persone vengono regalate ai altri sistemi sanitari o ad altri paesi. Secondo me questo qui è veramente uno degli sprechi più grandi che abbiamo nel nostro paese, per i medici ma anche per gli ingegneri, perché lo vivo anche con gli studenti di ingegneria che arrivano ad avere una preparazione fenomenale e poi sono attirati da aziende tedesche, aziende francesi che sanno offrire delle condizioni di lavoro più attraenti. È difficile intervenire anche perché appunto è un ambito regolato da materie, da norme nazionali ovviamente, non so se le regioni possano avere capacità di offrire a livello territoriale contratti diversi o incentivi diversi. Mi riferisco per esempio a Padova, c'è una polemica che si va avanti da anni sul fatto che l'ospedale è tra i migliori a livello internazionale, però i medici sono quelli meno pagati anche a livello regionale, però ci sono norme nazionali che non consentono appunto di fare dei contratti integrativi per loro e ci sono delle lacune evidentemente da questo punto di vista. Ma indubbiamente ci sono, è vero che però una parte della remunerazione dei medici viene da un'integrazione regionale e quindi uniformarla io credo sarebbe doveroso. C'è il professor Avruscio a Padova che sta portando avanti giustamente questo tema e io mi auguro, perché ci sono state delle risposte solo parziali da parte dell'amministrazione regionale, io credo che invece si debba dare a Padova arrivano i casi più difficili a livello nazionale e ci sono le persone preparate a gestirli, ma non possiamo constatare che prendono meno dei colleghi negli ospedali più piccoli dove questo tipo di... È venuto a trovarci recentemente il professor Avruscio proprio per parlare anche di questi argomenti e questo fa parte di quella questione appunto degli incentivi che possono essere dati per creare un clima operativo più semplice per loro. Certo la pandemia ha messo in evidenza tutti quelli che erano i problemi che covavano sotto la cenere e li ha portati alla ribalta tutti assieme. C'è stata anche una commissione d'inchiesta da parte della Regione, so che le opposizioni hanno criticato l'esito di questi lavori sostenendo che appunto non è vero che è stato fatto tutto il possibile. Il tema... Ma la critica che abbiamo portato noi è sulla metodologia con cui si è andati a ragionare. Abbiamo avuto effettivamente tra l'ottobre e il ottobre 2020, gennaio 2021, un'ondata di mortalità legata alla pandemia in Veneto che è stata decisamente fuori scala rispetto al resto d'Italia. E lì delle ragioni ci devono essere state, per cui noi avevamo identificato alcuni elementi di criticità legati al fatto che sia rimasti in zona gialla, alle anomalie nel sistema informatico della regione che faceva sì che fossero tutti asintomatici quando anche non lo erano, al fatto che il numero di posti in terapia intensiva sembrava un po' gonfiato e volevamo chiarezza su questi temi. Però questa chiarezza purtroppo non è arrivata dalla relazione della commissione d'inchiesta regionale, ragione per cui abbiamo allegato alla commissione una seconda relazione di minoranza perché rimanga traccia dei nostri dubbi. Noi non vogliamo lanciare delle accuse penali, non è il nostro compito, ma dobbiamo fare un ragionamento se sia stato sbagliato qualcosa. Io credo che i morti di quel periodo ci chiedano di fare un ragionamento laico ma profondo.
Cioè dobbiamo dare delle risposte e secondo noi appunto la relazione di maggioranza non dava queste risposte. Io avevo tutta una serie di domande che avevo posto a cui non ho avuto risposta. Nelle conferenze stampa del presidente Zaia in quel periodo, ottobre-novembre, sono state fatte delle affermazioni sul numero degli asintomatici, sui test diciamo così, di comparazione tra i tamponi rapidi e i tamponi molecolari, a cui non ho trovato evidenza. Cioè, lui dice abbiamo fatto un certo numero di test cieco tra i due tamponi, abbiamo verificato che l'affidabilità è molto elevata. Ma dove sono i risultati di quei test che lui ha enunciato nelle conferenze stampa e che hanno giustificato l'utilizzo di quei tamponi in una serie di situazioni critiche come le residenze per gli anziani? Ecco, io ho chiesto datemi l'evidenza, io sono tranquillo, non è che voglia... Ma non è mai arrivata questa evidenza. È una materia su cui è intervenuta, questa specificatamente è intervenuta anche la magistratura con un procedimento e quello che sta sarà un seguendo altro percorso, ma quando lui afferma che il 99% dei contagiati sono asintomatici, quando contemporaneamente il Ministero dava dei dati sul 70-75, sulla base di cosa mi hai detto 99? È qui che la credibilità dell'istituzione, secondo me, è messa in discussione. E purtroppo nella Commissione queste risposte non sono state date. Ma com'è la relazione tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale? Anche la pandemia ha messo diciamo, a quelle attività del Consiglio ridotte veramente al lumicino, ha ridotto un po' quello che potrebbe essere il dialogo? Ma non direi che la pandemia, diciamo che c'è un'agenda che viene dettata dalla maggioranza e quindi ha dei ritmi che decide la maggioranza. Io devo dire che con alcuni colleghi di maggioranza il rapporto è buono, il dialogo è buono e si riesce a lavorare insieme. Con altri è un po' più difficile perché c'è un po' più di, diciamo così, posizionamento ideologico, su cui io sono più in difficoltà, nel senso che non essendo un politico di mestiere non condivido questo modo, però direi che la collaborazione sui temi che non vengono strumentalizzati per posizionamento politico è buona. Diciamo che sul tema della pandemia le posizioni divergono molto comunque. Beh, decisamente, voglio dire, qui c'è questo racconto del Veneto felice, del Veneto dove va tutto bene, che io non mi sento di condividere. Cioè io l'ho detto più volte, più che raccontare il Veneto bello, con le belle fotografie, raccontiamo il bello del Veneto. Il fatto che nel Veneto ci sono delle persone che fanno delle cose veramente importanti, ma non è un'autocelebrazione, è una valorizzazione di quella forza che c'è nella nostra regione. Qui abbiamo invertito invece le cose. Tutto è bello, siamo tutti bravi e non facciamo un ragionamento sano, solido su quelli che sono gli elementi su cui costruire. Questo a livello della sanità, ma questo a livello delle relazioni con l'impresa, con l'agricoltura, la gestione dell'acqua adesso secondo me è un altro dei temi su cui non possiamo non agire in maniera forte, con una visione. E invece se guardo l'ordinanza del Presidente della scorsa settimana mi sembra che ci siano tante intenzioni lodevoli, ma poche azioni concrete. È stato avviato anche dopo l'alluvione ovviamente, sono state avviate tutta una serie di opere che soprattutto per quanto riguarda le casse di contenimento dell'acqua per mantenerla nel nostro territorio, è un'agenda che è andata avanti con parecchie difficoltà in alcune aree della regione. Cos'altro si può fare? Ma il tema oggi è che più che capire come smaltire l'acqua in eccesso, che è il problema storico della nostra regione, dobbiamo capire come trattenere l'acqua che arriva sempre più concentrata e quindi riuscire a non perderla. E qui, per esempio, un intervento sui regolamenti edilizi per far sì che i nuovi edifici, che le urbanizzazioni, che gli ambiti urbanizzati siano capaci di trattenere l'acqua, e tecniche ce ne sono molte, con i materiali, pensiamo ai parcheggi, e quindi riuscire a trattenerla il più possibile e rilasciarla lentamente in modo che non vada perduta, ecco, un intervento sui regolamenti edilizi, chi l'ha visto? Esistono poi parecchi piani, anche dei consorzi di bonifica per creare tutta una serie di invasi, di laghetti per contenere l'acqua, sia appunto nel caso di eccesso sia nel caso di siccità, purtroppo come ora. No, quello è lodevole e direi che sul territorio ci sono delle istituzioni che lavorano bene, però anche lì il canale LEB che è stato inaugurato qualche settimana fa
opera meritoria, però lì la politica deve mediare tra i diversi soggetti istituzionali che in qualche maniera aspirano all'utilizzo di quell'acqua. Credo che nel giro di un mese questi temi verranno prepotentemente alla ribalta, perché se il tempo non cambia, insomma, sappiamo che la situazione, soprattutto per il conflitto con il mondo dell'agricoltura che deve utilizzare l'acqua, è già molto alto. Purtroppo la situazione è gravissima, ci sono agricoltori che non stanno seminando e questo qui crea una povertà, ma povertà per gli imprenditori, ma povertà anche per il territorio, e appunto io vorrei che la politica fosse più presente, fosse più capace di mediare tra questi interessi, di guidare anche i processi. Non possiamo essere fatalisti e poi dire non è piovuto, cioè non è piovuto, ma cosa abbiamo fatto per esempio lavorare perché le falde vengano alimentate? Ci sono delle tecniche, vanno benissimo i bacini aziendali di cui parlava e su cui la Regione è intervenuta, però sono interventi, diciamo così, di portata modesta. Qui c'è da prendere in mano la situazione e disegnare quello che è diciamo così, le politiche del territorio del futuro. Su questo io vedo molta più difficoltà, cioè tutto quello che non ha un ritorno a breve, purtroppo questa amministrazione lo rimanda nel tempo e allora passano gli anni e ci ritroviamo poi che la situazione è sfuggita di mano. Da tanti anni sentiamo parlare di autonomia come della soluzione di questi mali. Ma qui c'è da porsi un punto di domanda, no? Se sia la soluzione o se sia, voglio dire, torniamo al tema della sanità. Se l'autonomia mi porta al vaccino Sputnik, che si voleva portare ai veneti, mi porta alla app Zero Covid, di cui si è parlato tanto e non è mai arrivata, all'utilizzo dei tamponi rapidi che sembravano testati su migliaia di casi e poi si è scoperto che era qualche caso. Ecco, se l'autonomia è prendere decisioni in questa direzione qui, beh, allora ridateci un ministero che ci faccia il controllo, ma lo stesso su altri temi, se vogliamo parlare dell'energia, come gestiamo il rinnovo delle concessioni idroelettriche, che è il tema più pregnante dal punto di vista economico per i prossimi anni? Scadono nel 2029. Come si sta muovendo la politica regionale? Allora, l'energia è un altro dei temi, no? Diciamo così, a competenza mista tra lo Stato e le regioni. Ma non vedo una capacità di gestire un'interlocuzione a quel livello. Un altro tema è quello dei rigassificatori, in cui abbiamo delle aziende fortissime a livello nazionale ed internazionale, ma è capace la politica regionale di interloquire a quel livello? Oppure abbiamo bisogno di avere la forza di uno Stato, cioè di un coordinamento su scala maggiore? Io credo che questo sia importantissimo. È vero, l'energia sta andando nella direzione degli investimenti su piccola scala e questi possono essere gestiti localmente, ma rimane un coordinamento. Le regole sull'utilizzo dei rigassificatori, le regole sul, diciamo così, l'abbandono di combustibili fossili, che ormai sappiamo deve essere all'agenda di tutti, beh, io credo che diciamo così, un ruolo nazionale rimanga, perché se no l'applicazione delle direttive europee direttamente su scala regionale rischia veramente di creare una Babele. Rigassificatori, appunto abbiamo un rigassificatore in vendita in questo momento e ci sono tante questioni legate a questo rigassificatore, perché non a caso parlava dell'autonomia, diciamo che tra le materie richieste c'è anche proprio quella dell'energia e della possibilità di poter avere voce in capitolo proprio nella gestione dei rigassificatori per garantire dei benefici a livello regionale. Anche adesso che c'è una questione, una trattativa aperta, non mi sembra che il tema sia stato posto all'ordine del giorno o possa essere posto all'ordine del giorno. Ma è molto difficile, è vero che il rigassificatore di Porto Viro sarà ceduto dall'azionista di maggioranza che è Exxon, ma io penso che sia scontato quasi che quella quota lì sia acquistata da Snam Rete Gas, che è l'unica società su scala nazionale che ha la forza
finanziaria per poter fare un investimento di quel tipo. Non vedo una cordata regionale che possa in qualche maniera essere protagonista di un'operazione di questo tipo. La Regione può intervenire nell'ambito dell'energia in qualche maniera per rendere più leggera la gestione, la bolletta, diciamo così, dei veneti? Ci sono delle strategie che potrebbero essere messe in atto? Ma assolutamente sì, per esempio negli investimenti del fotovoltaico la Regione potrebbe essere molto più attiva, più propositiva. C'è l'esempio che io ho fatto già più volte, ma che secondo me è importantissimo. La sanità del Triveneto lo scorso anno 2022 ha pagato 165 milioni di euro in più rispetto al 2021 per l'impennata dei prezzi. Avesse fatto del fotovoltaico nei parcheggi degli ospedali e dato quell'energia agli ospedali, una buona parte di quell'incremento di costo, che è stato sottratto alla spesa sanitaria, perché poi alla fine le bollette le pagano gli ospedali e quindi spesa sanitaria, sarebbe stata risparmiata e avremmo avuto i soldi per fare altri tipi di servizio. Ecco, una capacità di indirizzare gli investimenti, di non ostacolare poi chi voglia investire, perché nella nostra regione ci sono tanti imprenditori che stanno guardando gli investimenti ma trovano difficoltà nell'interlocuzione con il Ministero della Cultura, le sovrintendenze, con i distributori di energia. Ecco, su questo io ho spinto perché la regione si faccia da tramite, riesca a mediare tra gli imprenditori e questi soggetti che sono degli interlocutori indispensabili. Ma anche lì vedo un po' di pigrizia, se devo dire la verità. Cioè io sarei molto più presente, più attento. So che avete fatto una legge insieme, quella sulle comunità energetiche, certo. E diciamo è stato un buon esempio di collaborazione almeno. Ma sì, su questo devo dire la verità, con Roberto Marcato si è lavorato insieme in maniera molto laica, molto operativa, e lui diciamo così, ha recepito moltissimi dei suggerimenti che sono stati dati. Il tema è che abbiamo previsto alcune cose, l'attivazione di un tavolo per appunto l'interlocuzione con questi soggetti, degli accordi quadro da stipulare a 90 giorni dall'ingresso, dall'entrata in vigore della legge, e la legge di luglio, i 90 giorni sono passati e ancora questo non è stato attivato. Ecco, il mio dispiacere è questo, che non ci sia poi una fase esecutiva altrettanto reattiva, altrettanto veloce. Creare cultura a livello territoriale non è facile, lei è un grande esperto di energia, diceva prima si va verso l'autoproduzione, questo è uno degli ambiti importanti, però diciamo che c'è bisogno anche di dare delle direttive molto precise su questa autoproduzione. Parlavamo di comunità energetiche, mancano i decreti attuativi e ci sono anche già tante polemiche sulla bozza che adesso è a Bruxelles per essere esaminata, che non favorirebbe queste piccole comunità, e quindi cosa si può fare? Diamo qualche consiglio a chi sta a casa, perché è vero che gli strumenti ci sono, alcuni strumenti ci sono già. Sì, alcuni strumenti ci sono e, come diceva, le comunità energetiche rappresentano un'opportunità, perché tutti coloro che non hanno la possibilità di farsi l'impianto fotovoltaico e quindi di diciamo così, mettere un limite al prezzo dell'energia possano farlo mettendosi insieme e investendo in uno spazio. Io credo che quello che si possa fare sia veramente valutare la possibilità di entrare in una di queste iniziative, e io mi auguro che i comuni stessi si facciano promotori in diversi modi, mettendo a disposizione degli spazi perché i cittadini possano realizzare l'impianto, e quindi parcheggi è il primo luogo dove io diciamo così, metterei degli impianti, oppure i tetti degli edifici che non siano già utilizzati, e poi vedere quale sia l'iniziativa che è più dinamica Però ecco, gli amministratori locali non devono aver timore. L'evoluzione verso questo tipo di produzione di energia secondo me è irreversibile, ormai è chiaro che è quello le modalità. Certo, ci vuole del tempo, sostituire tutto il gas che stiamo consumando non lo facciamo nell'arco di un anno, di 5 anni o di 10 anni, ma sono dei processi lunghi. Però ecco, io credo che per i cittadini questa sia un'opportunità e per la pubblica amministrazione. Per cui ecco, quello che io suggerisco è di guardarsi intorno, di capire se iniziative di questo tipo sono già state avviate nell'area in cui viviamo,
e di provare a I simulare. comuni si stanno muovendo già proprio da questo punto di vista, hanno progetti pronti, molti comuni hanno i progetti pronti, quindi bisogna andare praticamente a chiedere ai comuni se si può aderire a queste comunità quando ci saranno i finanziamenti necessari sostanzialmente. Ma sì, come diceva, il Ministro ha sul tavolo il decreto che stabilisce gli incentivi che saranno messi a disposizione, ma per qualche ragione fatica a firmare, quindi siamo un po' in ritardo nel recepimento di una direttiva europea del 2018, quindi insomma non è una cosa di ieri. Però ecco, l'auspicio è veramente che nell'arco di qualche giorno, settimana, si riesca ad avere la firma. E a quel punto io credo che ci siano tutte le condizioni perché la partecipazione a queste comunità possa diventare concreta. Io spingo anche perché si riesca ad aggregare molte di queste iniziative e farne una su larga scala. Perché il timore è che poi appunto nascano questi pannelli veramente ovunque senza una regola e poi esiste ovviamente un problema di gestione, di paesaggio che non è secondario, insomma. No, assolutamente. Però ecco, ci sono dei costi amministrativi anche nel realizzare queste strutture e io penso che se riusciremo ad avere, c'è una limitazione alla taglia degli impianti da 1000 kW, però ne possiamo mettere quanti se ne vogliono, per cui avere molti di questi impianti sotto lo stesso tipo di diciamo così, regole e quindi di statuto di comunità energetica, io credo che possa essere un modo intelligente per aggregare con dei costi contenuti questo tipo di iniziative. C'è anche la possibilità di fare piccole dosi di energia anche dal terrazzo di casa. Ah beh, quella sì, questa benissimo. È una soluzione, diciamo, a breve termine che può essere utilizzata da tutti. Sì, è il cosiddetto fotovoltaico da balcone che dal 2020 è disponibile dalla normativa italiana, parliamo di impianti molto molto piccoli, io ne ho uno da 300 watt a casa che proprio sono 2 metri quadrati. Però devo dire che è difficile realizzarli, ci vogliono autorizzazioni? Nessuna autorizzazione, cioè semplice, io l'ho comprato via internet e quindi mi è arrivato a casa e l'ho montato veramente agganciando 4 connettori. Una spina, insomma. E poi la spina e devo dire che è una soddisfazione perché l'investimento nel mio caso erano 500 euro, io ho speso 250 li posso recuperare perché c'è la detrazione del 50%, quindi complessivamente 250 euro. Però ecco, il vedere, poi c'è l'app anche gratuita che quella è divertente, e vedere che ogni giorno, diciamo così, qualche kilowattora che per carità non mi cambia la vita, nel senso che è un impianto di piccolissime dimensioni, però ecco, diciamo che è una soddisfazione. Quali altre strategie ha messo in atto lei, che è così esperto di energia, per risparmiare sulla bolletta? No, l'altra iniziativa che io sto valutando, non sono ancora messo in atto, è la sostituzione della caldaia con una pompa di calore. La mia caldaia è in una posizione un po' particolare, però ecco, sto valutando con il mio idraulico di fiducia, che è una delle aziende qui padovane, di poterla sostituire e di avere quindi un'alimentazione con l'energia elettrica, quindi non utilizzare più il gas metano per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. Stiamo valutando alcune opzioni e io sono assolutamente risoluto. La mia caldaia non è vecchia, per cui ecco, c'è un po' di, diciamo così, di resistenza. Diciamo però è vero che ci sono tra l'altro ottimi incentivi da questo punto di vista anche. Sì, c'è il recupero o del 50 o del 65% del costo di investimento che è importante, che aiuta. Però è vero che c'è bisogno di dare delle direttive molto precise, insomma, su come si possono orientare le persone nel frattempo, appunto, in questa transizione. Ma assolutamente, assolutamente. E in alcuni casi non è neanche chiaro che per esempio la pompa di calore possa lavorare facendo dell'acqua calda e quindi lavorando con i radiatori. È vero che non lavora con l'efficienza massima come può lavorare con il riscaldamento a pavimento, però è assolutamente diciamo così, fattibile dal punto di vista tecnico e devo anche dire che queste macchine stanno modificando le prestazioni in modo veramente sorprendente. Qui vabbè, c'è la mia anima di ingegnere che sì, mi viene a galla. Il mercato poi fa la differenza, nel senso che dovendo adattarle a degli impianti che magari appunto non sono a pavimento, anche le aziende si... Certamente. Poi
Un tempo, quando le temperature erano troppo basse all'esterno, si andava vicino allo zero, addirittura sotto lo zero, la macchina non lavorava bene, addirittura poteva anche non lavorare proprio. Ecco, oggi ci sono delle soluzioni che semplicemente con una resistenza che riscalda l'aria in ingresso dà la possibilità di far lavorare con dei rendimenti più bassi, ma sotto zero ormai nella nostra zona geografica si va veramente poche ore all'anno. Abbiamo dato un quadro di quello che si sta muovendo in ambito politico ed energetico. Io ringrazio Arturo Lorenzoni di esserci venuto a trovare e ci aggiorneremo presto per capire appunto come evolveranno questi provvedimenti e se ci saranno anche delle azioni più concrete anche sul fronte della siccità che sta un po' allarmando tutti. Grazie intanto di essere stato con noi e grazie a voi di averci seguito e noi ci vediamo come sempre domani. Buona giornata, arrivederci.